Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo della mano spirituale. È un sistema che ci accompagna soprattutto durante le letture. Per letture intendo quando utilizziamo il pendolino, soprattutto per comunicare con le nostre guide, oppure precedentemente all'avvio di una scrittura automatica o ancora prima della lettura dei tarocchi. È sempre bene appunto visualizzare la mano spirituale. In questo modo permettiamo appunto una connessione più profonda, ma soprattutto pura, ripulita da eventuali intromissioni e diciamo anche schermata, filtrata dall'intromissione della nostra mente conscia. Come si procede e perché è tanto importante? Noi sappiamo appunto che è possibile comunicare con entità che appartengono ad altri livelli vibratori. Io uso il termine entità in modo molto generico, generalizzato, senza star lì a discernere da quale sfera queste entità appartengano, provengano e a quale sfera appartengono. Dunque possiamo in effetti rischiare, tra virgolette, di contattare qualsiasi entità che girovagando nel piano astrale ci veda intenti in questo genere di attività, per le quali tra l'altro sono molto curiosi e attratti, proprio perché hanno voglia di comunicare. Dunque non sempre noi chiamiamo qualcuno e poi siamo sicuri di parlare proprio con questo qualcuno. Come facciamo dunque a impedire intromissioni o a tutelarci nel momento in cui ci apriamo appunto a queste forme di comunicazione? Come ho detto, la mano spirituale è una delle vie, ma in precedenza avremo appunto l'accortezza di immaginare un cerchio di fuoco intorno a noi, così che il nostro eterico, il nostro corpo eterico venga schermato e venga protetto, o ancora la visualizzazione dell'uovo di protezione, e sono già due metodi molto validi. Possiamo anche utilizzarli in combinato. Di questi metodi ho parlato in precedenti video e vi rimando appunto alla visione di questi per ricevere appunto le istruzioni su come procedere in questi casi. Oggi però vi darò le istruzioni per la mano spirituale. Dico un'altra cosa. Spesso quando comunichiamo col nostro pendolino, soprattutto all'inizio, può capitare di non ricevere risposte attendibili o di condizionare in un certo senso le risposte. Dobbiamo capire che il pendolino si collega al nostro subconscio, che è un po' il bimbo interiore, il bambino interiore, e a volte può essere un po' burlone o giocherellone, oppure può talmente avere desiderio di compiacerci da darci risposte sulla base di quello che noi ci aspettiamo, piuttosto che reali, vere, veritiere, attendibili. Dunque, come ho detto, intanto ci tuteleremo dalle influenze esterne col cerchio di fuoco, con l'ovetto di protezione, ma un'altra cosa che ci aiuta proprio a fare questo genere di lavoro è l'ascolto dell'OM in sottofondo. L'OM è una vibrazione, la vibrazione primordiale, non è una vibrazione ma è la vibrazione primordiale, in assoluto è la vibrazione più straordinaria che esista, poiché essa sorregge tutto il creato, cioè tutto l'universo manifesto è visibile manifesto grazie alla vibrazione dell'Om, senza la quale è probabile la manifestazione intorno a noi crollerebbe o si dissolverebbe. Dunque in questa vibrazione viene veicolato, diciamo, il messaggio della sorgente, il messaggio originale della sorgente riguardo proprio il piano e la creazione, questo livello in cui noi viviamo. Dunque ha effetti molto benefici
anche sulla nostra mente nel momento in cui appunto ci poniamo degli obiettivi o dobbiamo sgombrare la mente proprio per poter lavorare senza distrazioni cioè in modo da essere un canale pulito. Dunque abbiamo, ripeto, cerchio di fuoco, uovo di protezione, l'Om di sottofondo. A questo punto siamo pronti per fare le nostre letture, che possono essere l'interrogazione del pendolino, la lettura dei tarocchi oppure la scrittura automatica per chi la pratica. Poi parleremo anche di tutte queste cose, in questo momento ci concentriamo sullo sviluppo della mano spirituale, poiché come mezzo di comunicazione, come canale, si fa libero e essendo appunto appartenente al piano astrale ma dominato comunque dalla nostra volontà, ci permette di agganciarci e parlare con chi chiameremo in modo sicuro. Questo perché sarà una mano che può essere, tra virgolette, usata dall'entità che chiameremo, che potrà, ripeto, essere un nostro spirito guida o qualche entità angelica che abbia voglia di comunicare con noi. È molto semplice in realtà perché già nel momento in cui noi sappiamo che sia necessario appunto creare questa mano spirituale, abbiamo già più o meno intuito come si procede. Era quantomeno importante sapere che è necessario intanto sviluppare la mano spirituale, come è necessario sviluppare l'orecchio spirituale, l'occhio spirituale, eccetera. Dunque, questo perché se pretendiamo di lavorare soltanto tramite il corpo fisico, è chiaro che abbiamo una possibilità che è un terzo di quella potenziale è complessiva, poiché il corpo fisico, il veicolo fisico è soltanto una parte dei tre corpi. Dunque, sebbene sia attraverso il corpo fisico che noi riceviamo gli stimoli e li possiamo trasmutare o comunque interpretare, è necessario che lo stesso organismo presente dal punto biologico-fisico venga sviluppato nel piano astrale e lo faremo con il semplice intento e con la visualizzazione. Dunque noi utilizzeremo soprattutto la mano di potere, cioè quella con cui agiamo, con cui scriviamo, che è la mano a cui noi trasmettiamo un maggiore potere, proprio perché è quella che con l'uso e con la gestualità diventa predominante e comunque è il nostro canale preferenziale, perciò è quella con cui siamo più a nostro agio e così via. Nel momento in cui scegliamo appunto, individuiamo qual è la nostra mano, ma questo la sappiamo già tramite per esempio la scrittura, no? Noi, chi è mancino ovviamente sarà la mano sinistra, chi è destrimane userà la mano destra. Dunque posizioneremo la nostra mano, la fisseremo e poi chiuderemo gli occhi e sdoppieremo l'immagine della mano, nel senso che vedremo fuoriuscire come una seconda mano dalla prima, continuando a vedere anche la prima, dove la prima sarà la nostra mano fisica, la seconda la nostra mano spirituale. Le dovremo dare quella potenza, quella fermezza nella visione, dovremo essere sicuri appunto che ha una sua consistenza nell'astrale, che esiste, che è ben definita, cioè cerchiamo di osservarla in ogni dettaglio e di mantenere la visione di questa mano il più a lungo possibile e cerchiamo addirittura di percepirne una consistenza, una presenza, cioè di sentirla collegata a noi, perché in fondo continua a essere collegata al nostro braccio. Questo è un esercizio semplice, non è complesso, ma va ripetuto frequentemente proprio per dare sempre maggiore sostanza alla nostra mano spirituale. A quel punto, quando noi interrogheremo il pendolino,
potremmo percepire che, soprattutto quando ci metteremo in connessione con la nostra guida, potremmo percepire proprio che la nostra mano viene calzata come fosse un guanto da un'altra forza che ha l'autorizzazione chiaramente per connettersi con noi e per parlare per il tramite della mano spirituale. Vi ho dato già qualche piccolo appunto accorgimento, vi consiglio di fare pratica chiamando la vostra guida. Eh, Potete appunto chiedere al vostro spirito guida di parlare con voi per il tramite della vostra mano spirituale, di darvi delle risposte, magari comincerete a chiedere se è un maschio o femmina, domande insomma per sondare un po' il terreno e per entrare appunto in connessione e creare un legame. E uno dei legami più belli che un essere umano possa creare è proprio con la propria guida, perché essa ci guida, ci sostiene, ci incoraggia, ci è sempre perennemente accanto, ci suggerisce, a volte riusciamo perfino quasi a sentirlo che ce lo sta suggerendo, ma riesce a farlo sembrare un nostro pensiero, ci suggerisce dunque cosa fare e ha a cura il nostro progresso spirituale. Pertanto non potrà che essere contenta, questa nostra guida, di essere chiamata in causa in modo consapevole, cosa che spesso non facciamo. Dunque esercitatevi pure, vi piacerà molto, potrete usare comunque la mano spirituale per parlare anche col vostro sé superiore, per ottenere appunto risposte con il pendolino che sgorghino da dentro di voi e non dalla vostra guida. Questo accorgimento di usare la mano spirituale e di ascoltare l'Om di sottofondo renderà le vostre letture molto più attendibili. Potete fare addirittura una prova prima, cioè senza tutti questi accorgimenti, e poi dopo aver messo in atto questi accorgimenti e verificare appunto eh, che cosa avrete ottenuto con l'uno e con l'altro mezzo. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando al prossimo appuntamento. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.